Sei sicuro che sei tutto sparaflesciato? Vado? Buon pomeriggio a tutti e benvenuti qui in Sala Vazzoler presso il Museo Civico del Castello di Conegliano. Oggi abbiamo l'onore e l'occasione di parlare di storia con un approccio multidisciplinare. Innanzitutto, prima di entrare nel vivo del convegno e di tutte le attività che poi seguiranno, volevo ringraziare in primis l'amministrazione comunale e il consigliere Matteo Zuccol che oggi è venuto a presenziare. Volevo ringraziare anche la dottoressa Alessandra Bidoggia che è qui con noi oggi in sala, che ha accolto questa iniziativa e ci ha dato una grandissima mano per poterla portare a compimento. Dottor archeologo Michele Zanchetta, che è stato un pochettino il promotore e anche l'ideatore di tutte le attività che seguiranno e nonché con il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Archeologi e dell'Istituto Italiano dei Castelli. Soprattutto per quanto riguarda le attività che ci saranno oggi, diciamo che è un'occasione per parlare innanzitutto di storia, di fortificazioni, con un approccio multidisciplinare dove si andrà questa sera ad avere tutta una serie di visite guidate dal titolo Un'esplorazione notturna del castello sotto le stelle. Ci saranno 3 turni di visita guidata, ne abbiamo dovuto aggiungere uno in più perché la richiesta è stata tanta. E invece oggi pomeriggio ci sarà questo convegno in cui ci saranno diversi esperti del settore che faranno piccoli interventi brevi ma concisi in modo tale da poter suscitare soprattutto l'interesse per le persone che sono qui presenti e anche e soprattutto per chi è a casa, in modo tale che domani magari effettivamente possano andare ad approfondire queste tematiche. Come primi interventi avremo l'architetto Fiorenzo Meneghelli, che è il vicepresidente dell'Istituto Italiano dei Castelli, presidente della sezione Veneto, con oltre 30 anni di esperienza, e parlerà dell'Istituto Italiano dei Castelli, visto che c'è anche l'occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla fondazione di questo importante istituto. L'architetto Marco Merello, vicepresidente della sezione Veneto dell'Istituto Italiano dei Castelli, parlerà di restauro di fortificazioni in generale, da quello che ho capito, giusto? Perfetto. Dottor archeologo Michele Zanchetta, qui presente qui con noi, archeologo e direttore nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi e soprattutto membro del direttivo dell'Istituto Italiano Castelli, ci parlerà del castello di Conegliano, non tanto come mero edificio architettonico, ma come spazio sociale che ha coinvolto l'intera comunità nel corso della storia e degli anni, quindi si darà un approccio diverso a quello che può essere un semplice monumento. Il dottor Massimo De Piero, archeologo e membro dell'Associazione Nazionale Archeologi sezione Friuli Venezia Giulia, invece parlerà di scavare le fortificazioni, non tanto qui nella presenza del nostro territorio, ma anche per quanto riguarda regioni circostanti, soprattutto con un breve accenno ad un castello che si trova presso Bolzano. La dottoressa Claudia Pizzinato, invece archeologa e sempre membro del direttivo dell'Associazione Nazionale Archeologi, che invece farà un piccolo focus sul ruolo dell'archeologo, quindi questa persona che è abilitata a scavare questi luoghi e soprattutto che ruolo potrebbe avere all'interno di questi anni. Detta questa, io adesso lascio la parola prima di tutto al consigliere Matteo, che farà gli onori di casa. Devo premere da qualche parte ho 20 anni, ma con la tecnologia non sono mica pratico. No, vi ringrazio tutti per essere qui oggi, c'è anche bel tempo, quindi è un buon auspicio. Grazie Rachele, grazie a tutti i relatori, agli istituti e associazioni che rappresentate. E io vi ringrazio appunto per queste giornate di più ampia visione, come dici te, è una giornata multidisciplinari, anche perché guardare al castello sotto anche un'altra ottica, perché il castello è qualcosa che ci contraddistingue il nostro territorio e ci fa appunto apprezzare quello che abbiamo di più, ci fa avere davvero una visione davvero di campo. Per questo vi sono grato, vi porto i saluti dell'amministrazione. Io sono molto stretto perché io mi occupo di pubblica istruzione con il mio assessore competente, però appunto sarò qui oggi perché davvero voglio apprezzare il vostro apporto, ecco, quello che portate alla nostra città. Quindi davvero vi ringrazio e vi faccio i complimenti anche per gli eventi di questa sera che avete fatto sold out e quindi tanto di cappello e davvero buona giornata a tutti e buone eventi a tutti.
Beh, grazie consigliere, grazie. Spero che possa rimanere, se non ha impegni, qua fino alla fine, così vediamo se riusciamo a portare dei contributi importanti. Secondo me, io rappresento l'Associazione Nazionale Archeologi, sono anche nel direttivo regionale dell'Istituto Italiano Castelli. Sono associazioni che cercano di portare un avanzamento sia da una parte dal punto di vista professionale, in cui c'è la professionalità, come nel caso dell'Associazione Nazionale Archeologi, che diventi la regola, come in qualsiasi professione, all'interno dell'archeologia, cosa che purtroppo per tanti anni non è stata così, perché chiunque ha preferito utilizzare spesso l'archeologia come un divertimento domenicale, quando in realtà è una professione che ha la stessa dignità di qualsiasi altro lavoro, come i notai, come gli architetti, come gli ingegneri. È la stessa medesima cosa. Gli archeologi, per arrivare a fare gli archeologi, seguono una procedura particolare, una formazione che gli permette di capire quello che succede, mentre l'improvvisazione, come avviene spesso, purtroppo, come è stato anche in passato, porta alla perdita di dati. Questa perdita di dati è devastante, perché per perdere i dati, essendo l'archeologia una disciplina che di per sé durante lo scavo è distruttiva per raccogliere dati, se si perdono i dati e non li si sa leggere al momento della raccolta, il dato viene perso per sempre. Quindi ci tenevo ho trovato in la dottoressa Rachele Zambon una persona eccezionale che ha saputo gestire e organizzare tutto in maniera perfetta. Ci siamo coordinati molto bene. Perché? Perché è una persona che lavora all'interno di questo mondo, lei collabora con l'UMPLI, lavora anche al Parco Archeologico del Livelet, è dentro, è la sua professione e come, ripeto, è un mio leitmotiv, chi mi conosce lo ripeto da anni, è importante che ogni professione sia regolata e ogni professione abbia le sue specializzazioni, perché uno che lavora in un campo pensa a quello e non è. Io per esempio non mi metto a fare il dentista per passione la domenica e penso che nessuno di voi si metterebbe, preferirebbe farsi curare da me i denti. Scusate l'esempio molto semplice, però è esattamente la medesima cosa. Detto ciò, ringrazio appunto anche l'assessore, io devo leggervi un comunicato, i saluti del presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi, il dottor Alessandro Garrisi, che non è potuto essere qui, però perché la settimana prossima ci sarà il congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi a Pisa e quindi siamo in piena organizzazione. Adesso vi leggo il comunicato. Con grande piacere porto i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte dell'Associazione Nazionale Archeologi. Un legame profondo, come presidente dell'ANA, mi lega a Conegliano, dove 2 anni fa svolgemmo l'Assemblea regionale degli archeologi del Veneto. E per questo motivo sono molto dispiaciuto di non poter essere presente e mi dispiace anche personalmente, in quanto archeologo medievista e dunque particolarmente interessato agli argomenti che sono nel programma dell'evento di oggi. Un evento che unisce storia, archeologia e architettura, come succede a chiunque si avvicina allo studio di questa specifica tipologia di manufatti che sono i castelli. E lo fa attraverso l'impegno di una delle più significative istituzioni che si dedicano, nel nostro paese, allo studio, alla ricerca e alla divulgazione intorno ai castelli. Opera particolarmente meritoria, fondamentale in quella filiera della valorizzazione che, come invita a fare la Convenzione europea sul valore dell'eredità culturale per la società, la Convenzione di Faro, parte dal lavoro sul campo dell'archeologo, passa per le mani dello storico e dello studioso dell'architettura, approda al coinvolgimento delle comunità territoriali nella gestione del bene comune e, venendo riconosciuto un valore culturale al bene oggetto di interesse, contribuisce a sostenere nuova ricerca, nuovi studi e quindi a riprendere il circolo della valorizzazione, dando così un senso molto concreto al lavoro di tutti quei professionisti della cultura che operano in un settore a volte poco conosciuto. Saluto quindi in particolare tutti i convenuti, gli organizzatori, l'Istituto Italiano Castelli, il Comune di Conegliano, con l'augurio di un proficuo pomeriggio di lavoro e di una bella serata al Castello di Conegliano. Alessandro Garrisi, Presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi. Bene. Dottor Finesso, se vuole sedersi. Prego, prego, c'è posto. E quindi Rachele, cominciamo. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti. Cominciamo col primo intervento, l'architetto Meneghelli. Prego. Adesso un attimo.
Devo... Vediamo le organizzazioni tecniche che hanno qualche problema. Volevo rincuorare l'appello che ho sentito dell'archeologo appassionato che rivendicava un ruolo significativo. È effettivamente un ambito importante. Volevo citare quello che in un recente convegno ho presentato, l'intervento di recupero delle mura di Anversa, dove sostanzialmente il progetto nasce dallo scavo archeologico, cioè dalla riscoperta delle mura spagnole della cittadella che ridisegnano la città facendo un'operazione inversa, cioè quello che viene scavato non viene riempito ma rimane aperto. Tutto il sistema della mobilità, ferrovie e altri aspetti della pubblica rimangono in superficie, ai lati si svuotano e livelli perché nasce l'opportunità di un movimento, di una integrazione innovativa della città a costi più bassi, moltiplicando quindi gli spazi delle persone e non riducendoli. Un viaggio vale la pena. Ritorniamo alla nostra presentazione. Allora, intanto diciamo che siamo all'interno di una serie di iniziative che l'immagine a fianco ci dà come segno. Quindi noi abbiamo fatto un convegno a Verona e quindi abbiamo parlato di 60 anni di recupero di opere fortificate, come sono iniziate, qual è stato l'itinere e qual è la prospettiva che si configura, ovviamente avendo che cosa? Due elementi fondamentali che sono il pensiero e l'azione di Piero Gazzola, che è il fondatore dell'istituto, e un altro evento diciamo, che si collega, abbiamo le carte di Veneto, per carità, sono due coincidenze temporali che ci portano ad una quindi ho solo 4 slide. Allora, la prima è il pensiero, è il nostro punto. Questa immagine che rappresenta, secondo me, la persona, cioè è la persona che studia e che è curioso e che non resta nell'ambito in cui si colloca, lui è sovrintendente per di anni, segue la parte di problemi formali della stessa università, ma nel contempo si occupa degli scavi archeologici che ci siamo in Afghanistan, in Perù e quant'altro. Quindi una figura poliedrica che pur nella sua stanza, nella sovrintendenza di Verona, guardava fuori dalla finestra, ma usciva anche in certi essere una protagonista assolutamente essenziale di quello che è il panorama del Paolo che ha in particolare l'aspetto significativo. Quindi l'istituto fondato nel 1964, 60 anni dalla sua e cos'è oggi l'istituto? È una cosa che sicuramente deve essere culturale. Erano proprietari privati di castelli, sovrintendenti e in qualche misura persone competenti. Lui aveva visto che c'era un problema, che mentre si andava a recuperare il patrimonio pubblico, c'era un patrimonio di origine privata che non era attenzionato, di avere strumenti, conoscenze, che era l'elemento da recuperare. Ecco questa coniugarsi di questi tre soggetti, che ovviamente nel tempo sono certificati che le cose sono cambiate e oggi la composizione di soldi certamente è residuale quella proprietà diciamo di castelli e prevalentemente guide di appassionati devono partecipare uno di quei corrieri diciamo il restauratore archeologico arriva a piena diciamo parità anche di dignità rispetto a quello che è la professionale anche questo
Oltre a questo, diciamo, composizione, il secondo è la nostra iniziativa con giornate di castello. Ogni anno che abbiamo, quindi diciamo per ogni regione si scelgono uno o più diciamo, siti significativi, ed è quello che noi abbiamo e questo è inserito all'interno del giornate di castello. Che cos'è? Un momento significativo, un bene incontro che serve per pensare, ragionare un po' in tutti e tre si trova, ma anche in senso più ampio, e l'altro è quello di poter portare le persone in vista in questo giorno a conoscere il nostro patrimonio culturale. E quindi rientra, diciamo, nello scopo proprio dell'istituto, che è quello della conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze. Poi accanto a questo c'è premi di laurea, che portano, diciamo, ulteriori elementi di conoscenza quanto riguarda l'architettura classificata e le pubblicazioni quello che sono tre che per tipologie diverse, diciamo, portano, mantiene il suo elemento. Abbiamo parlato che non è scindibile la figura di erogazione del fondatore dell'istituto con quella che è proprio invece della carta di diritto. Sono due elementi strettamente legati, ma soprattutto perché troviamo termini che dopo 60 anni mantengono la presenza, l'originalità e la vita al quale perché il monumento per l'uomo. Già questo, come dire, è un concetto che rovescia l'aspetto, diciamo, del concetto del monumento dell'arte, che sempre vede il monumento assolutamente eccezionale e spesso decontestualizzato. Tanto è vero quanto siamo bravi a recuperare i monumenti, quanto non riusciamo a rendere coerente il testo urbano e è proprio un'economia caristica della vita culturale e anche poi della pratica che si è. Quindi il legame che pone, diciamo, l'architettura fortificata e il tema castello, questo è meglio che lo sappiamo subito, non è un tema ristretto a un elemento tipologico e a un ambito temporale, ma il concetto l'aveva insegnato Gazzola, è un concetto delle opere fortificate che hanno temporale c'è una differenza temporale perché in realtà un patrimonio. Quello che quindi si pone, e io cerco di evidenziare, per parlarmi già a questo concetto, il monumento, cioè sono due concetti che sono distinti. Oggi, magari ne parliamo di più, apparentemente ne siamo consapevoli, ma è difficile trovare linee di coerenza spesso con l'intervento di Verona perché ancora si legge l'uno dall'altro senza bisogno di diciamo cogliere il senso profondo al legame e quindi è importante capire, diciamo, che anche il sistema fortificato deve essere visto proprio come termine diciamo di questo termine, cioè è un sistema, cioè vuol dire che se riempito perché diciamo cittadini che non hanno e che questo insieme di testimoni deve fare un sistema che devono essere messi insieme possono dare estreme indicazioni anche della temporanea sviluppo del territorio tanto è vero che potremmo dire che un sistema fortificato è in realtà un sistema fortificato. Soltanto che questo tipo di relazione non è ancora, diciamo, inserita in modo conveniente, in modo convinto, e parliamo ancora di singoli. Se noi guardiamo il sistema invece di gestione e di valorizzazione del sistema difensivo in ambito europeo, si parla sempre di sistemi che sono 85 km,
sono il sistema delle città del Bombard francese, cioè sistemi di carattere di livello nazionale. Non si parla qui di un unico elemento, ma sempre di elementi collegati tra loro, sia per rapporti, diciamo, di carattere funzionale di questi anni. Faccio un altro passaggio definitivo in coerenza con è il tema appunto del paesaggio. Il paesaggio è diverso dall'ambiente, il paesaggio assume una valenza di carattere significativo per quanto riguarda questi aspetti e che abbiamo già detto, e anche introduce il concetto che viene preso dalla Convenzione di Paro, dove appunto si esprime anche un termine che voi per lungo tempo definiamo come popolo, e cioè il tema del fenomeno. Riconoscere che il patrimonio, il termine economico, definiamo, non è soltanto un valore di carattere storico, culturale, simbolico, ma è anche un patrimonio culturale. Questa non è una visione di natura ricettiva, ma è una riconoscenza di una potenzialità che deve valere come qualche cosa che deve rimanere intangibile da parte è un patrimonio. Vado nella brevità e quindi nettamente in tempo non si preoccupi. Ecco, allora io vado anche alla conclusione, quindi c'è una distinzione economico-sociale che caratterizza. Qui vedete ho intrecciato la carta genetica, la convenzione di Faro, per dire che sostanzialmente il pensiero che era stato delineato da Piero Garzola è praticamente coerente e sviluppato dall'ultimo strumento a rilevanza dell'Unione Europea, che è la carta del paesaggio. Parti in senso riduttivo parlare di questo aspetto, si tratta di un sistema molto più presente nel dare a questo valore del patrimonio culturale un aspetto molto più impegnante sotto l'aspetto economico e alla valenza sociale che lo rappresenta. Quindi soprattutto c'è un tema, il ritorno Tito, che mi piace, qua, che era quello della digitalizzazione. Eccolo qua, che usa un termine francese molto interessante, quando si dice, noi non usiamo un termine che dice di dare nuova verità, comincia a usare, era sempre usato con termini di estrema prudenza e di volontà quasi di accettare questa ipotesi come il male minore. Invece è sempre stato di modo molto chiaro. Un luogo vive se ha una vita. Un luogo non vive se c'è una vita. Cioè l'immagine della conservazione, ciò che si dice è un elemento di se stesso, abbiamo cercato per il suo tempo, è sempre stato contrapposto alla possibilità di istruzione. I due elementi sono stati sostanzialmente distinti, non hanno portato a quella sintesi necessaria che significa che se un luogo vive è conservato, se un luogo vive fa parte della comunità, se un luogo vive ha la possibilità di essere conservato di elementi. Mi fa piacere perché ha anche anticipato una tematica interessante, quella dell'archeologia dei passati, dei paesaggi, nel momento in cui ha anche parlato che non si deve guardare al singolo edificio, ma al complesso, un insieme di sistemi fortificati che compongono un paesaggio con le relazioni economiche, sociali, territoriali. Prego. Buongiorno, grazie. Adesso chiamo a presentare l'architetto Merello. Allora, giusto? No, come si fa? Sì. Bene, qui c'è il mouse.
Bene, buongiorno a tutti. Il restauro delle fortificazioni ovviamente è un tema molto ampio, potremmo stare qui intere ore, non è appunto mia intenzione approfondire la tematica e sviscerarla in vari dettagli, quanto piuttosto fare una panoramica e in modo particolare cerchi di dare una risposta, perché questo era l'obiettivo del mio appuntamento, di darmi una risposta se in effetti ancora oggi ha senso andare a conservare le fortificazioni. In senso largo magari sui castelli o su edifici che hanno anche valori dal punto di vista, sono più condivisibili dal punto di vista storico che dal punto di vista storico, ma ancora penso che in modo particolare oggi si può ecco, che si tratti di castelli medievali o cittadelle rinascimentali o queste costiere o linee difensive moderne, le fortificazioni restano in corso di secoli per scopi difensivi, militari o di controllo dei territori, ci raccontano storie di potere, conflitti, ingegno, ma anche resistenza. Ma non solo, oltre che strutture militari, come ben sappiamo, le fortificazioni sono anche centri di cultura, arte, luoghi di memoria e di identità. Qua ne vediamo alcune fortificazioni che sono state in questi ultimi anni, in questi ultimi anni visitate e messe a disposizione dall'istituto durante le giornate di le fortificazioni sono inoltre testimonianza dell'evoluzione delle tecniche costruttive, delle strategie militari e del rapporto, abbiamo sentito anche nell'intervento precedente, tra l'uomo e il territorio. In questo breve intervento mi soffermerò in particolare sul significato delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale, testimoni silenziosi di un conflitto che ha segnato profondamente la storia europea. Esploreremo in breve le molteplici sfaccettature del restauro, recupero, riuso, rivitalizzazione e allevamento, analizzando le opportunità e le criticità legate il restauro e la valorizzazione di tali fortificazioni costituisce infatti un tema di grande rilevanza nel patrimonio della conservazione. Nel panorama della conservazione del patrimonio storico-culturale, al centro di un dibattito che coinvolge aspetti culturali, ma anche sociali e economici. Infatti, in cui da un lato si evidenzia l'importanza di conservare questi luoghi come testimonianza storica e culturale, valorizzandone il potenziale educativo, ma dall'altro emergono preoccupazioni legate ai costi elevati di restauro e manutenzione, a rischio di banalizzazione e all'impatto ambientale delle opere di ricostruzione. Il dibattito che si estende naturalmente anche alle modalità di utilizzo delle fortificazioni, spaziando da soluzioni più tradizionali come i musei, centri di documentazione, luoghi della memoria, a proposte più innovative, così quali alberghi diffusi, spazi per eventi culturali o parchi tematici. Il tema richiede naturalmente un approccio equilibrato e una riflessione approfondita anche sulle diverse situazioni culturali, sociali e non ultimo economiche. Il primo tema relativo al restauro delle fortificazioni è il fatto che l'approccio deve essere necessariamente multidisciplinare. Dato che oggi diamo tutto per assodato, ma sappiamo comunque che è stata una conquista anche questi ultimi anni. Dato come obiettivo la preservazione di questi manufatti, garantendo al contempo la loro fruibilità e l'integrazione nel contesto contemporaneo, il restauro delle fortificazioni richiede un processo articolato in varie fasi. Ovviamente ci sono delle fasi che sono prettamente quelle dell'ambito del restauro che si divise
anche con interventi che riguardano le chiese, palazzi. Innanzitutto c'è una prima macrofase di ricerca che è relativa alla ricerca e conoscenza, che comprende una ricerca archivistica, quindi ricerche documentali che servono per ricostruire la storia della fortificazione, le sue fasi costruttive e le trasformazioni intervenute nel tempo, ma anche il suo ruolo nel contesto storico e militare e le varie personalità e eventi significativi del secolo. E poi naturalmente la conoscenza dello stato di fatto, i soliti, diciamo, ripieghi, metrici, materici del degrado, le indagini diagnostiche, l'analisi dei materiali, delle tecniche. Tutto questo è finalizzato a comprendere il manifesto. Il secondo aspetto, ma non necessariamente in ordine cronologico, è la ricerca di questo. Quindi l'individuazione di fonti di finanziamento adeguate per coprire i costi del restauro, ma non solo appunto per il restauro, ma anche per le fasi successive, quale appunto la accedendo a fondi pubblici, nazionali e europei, istituzioni private, profani, partnership e pubblico privato. Poi si arriva, sicuramente quando poi c'è la disponibilità economica o anche in una fase intermedia, spesso per accedere ai finanziamenti, bisogna comunque delineare una prima progettualità, ecco che si arriva alla progettazione che è, può essere in modo semplificato divisa in una prima fase in cui c'è una definizione di un progetto di valorizzazione che tenga conto delle potenzialità del sito, ma anche delle esigenze della comunità locale, e poi invece c'è diciamo, la progettualità più architettonica, strutturale e degli impianti che viene ad essere derivata in base alle specifiche esigenze dell'edificio, alle normative e naturalmente avviene con l'esecuzione degli interventi. E l'ultimo aspetto da non trascurare, anche se sappiamo quanto risulta difficile, non solo ma anche è la manutenzione programmatica. Quindi il monitoraggio e l'esecuzione di interventi periodici che servono a garantire la conservazione del manufacturo. In tutto questo processo non meno importanti sono naturalmente anche i dati pubblici. È infatti un processo multidisciplinare che coinvolge storici, architetti, archeologi e tante altre figure professionali, comprese quelle che hanno competenze economiche, ambientali e sociali, con l'obiettivo di restituire alla comunità un patrimonio culturale prezioso in caso di raccontare, in grado di raccontare la storia del territorio e di offrire nuove opportunità di sviluppo culturale, sociale ed economico. Il significato culturale del restauro, in modo molto sintetico, anche questo potrebbe essere visto solamente con interventi molto più ampi, come alcuni che vedete una locandina che hanno ricordato le fortificazioni molto più semplici che sia da quelle semplici ma anche quelle più articolate sono funzioni di veri e propri luoghi della storia. Esse presentano una stratificazione di significati che trascendono la loro funzione. Abbiamo innanzitutto la memoria storica, quindi le fortificazioni rappresentano il palinsesto di eventi, militari, economiche belliche, anche industriali. La loro conservazione permette di tramandare la memoria collettiva di un conflitto, contribuendo anche alla costruzione dell'identità nazionale e locale. Preservare questi luoghi significa quindi tramandare la memoria collettiva. Anche attraverso la conservazione di musei, gallerie, ossature di guerra e altri manufatti, è possibile ricostruire la quotidianità dei soldati stessi, le tecnologie belliche, l'impatto del conflitto sulla popolazione. Ma le fortificazioni hanno anche come ulteriore elemento caratterizzante il fatto
è di essere un elemento di sociale e di ritrovarsi come sempre da parte di il coinvolgimento delle comunità locali nei progetti di restauro può creare un legame più forte tra la popolazione e il proprio territorio, rafforzando l'identità collettiva e il senso di appartenenza. Abbiamo quindi un valore didattico e formativo, ma anche appunto un contributo nella promozione della cultura della pace. Se il valore didattico in modo particolare può delinearsi attraverso percorsi di educazione alla storia e alla costruzione militare, attraverso dei risultati, laboratori didattici, le ricostruzioni storiche che coinvolgono un pubblico eterogeneo, diciamo, dalle scolaresche agli studiosi. Ecco che le fortificazioni spesso testimoni di continue sofferenze che sono più forti, in realtà non sono mai entrati in cultura, possono stimolare una riflessione critica sulla guerra e anche sulle sue conseguenze, favorendo la diffusione di una cultura di pace, dialogo e cooperazione. La visita di questi luoghi può suscitare un forte destino dei visitatori interrogati sulla futilità della guerra e sull'importanza di risolvere i conflitti attraverso mezzi pacifici. Un ulteriore tema è quello del bene. Abbiamo diciamo, dato una scorsa veloce su quelli che possono essere elementi di valore delle fortificazioni. Andiamo a scorrere in modo sintetico quelle che possono essere potenzialità e criticità di questi beni. Per quanto riguarda le potenzialità, abbiamo innanzitutto l'utilizzo del turismo culturale, l'inserimento delle fortificazioni in itinerari tematici, l'organizzazione di eventi culturali possono generare un flusso sostenibile, con positive ricadute economiche per il territorio. L'offerta turistica può essere diversificata, includendo visite guidate, escursioni, visitazioni di prodotti locali, percorsi enogastronomici e soggiorni tematici. Abbiamo la possibilità di creare un indotto economico, nel recupero può infatti stimolare una nascita di nuove attività economiche del turismo, ristoranti, alberghi, negozi e servizi di trasporto, e può naturalmente favorire l'occupazione di manodopera locale sia nella fase di restauro che nella gestione. Vediamo alcune immagini spiegate condotto dalla Medelli che riguarda il Forte Monte Tesoro, ma anche l'iniziativa che poi il bene che è stato visto in località appropriate, in nuova vita, ha con una certa continuità in modo tale da ristabilire questo legame con il territorio e far sì che l'intervento non si concluda nel restauro, ma che possa consentire un utilizzo del bene a consiglio che sono integrati. Anche naturalmente considerando quelle che sono le potenzialità del sito, ma quelli che possono essere limiti, quindi evitando il rischio di banalizzazione, di mercificazione del valore storico del bene, quindi individuando delle attività che siano consone con il luogo e che privilegino un approccio rispettoso di colore l'organizzazione di eventi all'interno di memoria deve naturalmente essere coniugata col valore del luogo, quindi col valore culturale. Ulteriore criticità su naturalmente questo restauro in essenzione in quanto gli interventi vedono un investimento considerevole e pertanto necessario individuare adeguate o dati che
deve avere un piano di manutenzione a lungo termine per garantire la conservazione delle strutture. Non ultimo l'aspetto dell'impatto ambientale delle strutture e dei servizi pubblici, in quanto la realizzazione di strutture può alterare l'equilibrio delle aree più importanti, spesso fragili e protette, ed è fondamentale adottare soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, così da poter ridurre quello che è l'impatto ambientale. Concludo con un esempio di quelle che non sono fortificazioni che generalmente andiamo ad intendere parlando di strutture materiali, ma che sono particolarmente disseminate nel nostro territorio e nella parte orientale del nord-est dell'Italia. Particolare attenzione vorrei più dedicare ad altri elementi utilizzati per le proprietà. Dunque, licei, grotte, osservatori che ritroviamo, ad esempio, vicino a noi, un percorso storico nazionale, la Grande Guerra da Ponte, che si sviluppa lungo la prima linea autostradale del Ponte Siciliano, a Ponte di Livorno, a Ponte della Sicilia. L'iniziativa che è stata realizzata nel sottolineo dell'evento rischia coinvolge il comune di Sornaglio della Battaglia, l'esercito di Do, nell'angolo della battaglia di Gano, e si è attivata nel recupero di osservatori interospedali da campo ed è stata realizzata dalle situazioni sovracomunali da Ponte Finanza. Il percorso tematico, che è stato inaugurato nel 2014, si snoda tra manufatti recuperati dal progetto e altresì un valore storico artistico e culturale presente in tutto il territorio, come la partita di Sacavona, la chiesa centrale di Bidon, l'isola di Morte, il viaggio della Battaglia, la chiesetta di Sant'Anna, centro di educazione ambientale di Pontina, incluse il porto museo. Concludo con alcune immagini che potrebbero sembrare un po' fuori tema, ma che invece portano l'attenzione che talvolta le fortificazioni si trovano anche in aree o in edifici che non sono stati realizzati. In questo caso abbiamo chiesa sta a fare la chiesa della Madonna di Dio, Santa Maria di Dio, che nel corso della prima guerra mondiale ha visto è stata utilizzata come luogo di ricovero dell'epoca sia di animali che di persone, ma all'interno della quale durante i lavori forestali non solamente delle tracce legate alla grande guerra, scritte, disegni, date, ma anche una trincea vera e propria che è stata utilizzata all'interno della stabilizzazione, quindi all'interno della città. Ci sono altri casi come questi, però in questo caso si era completamente persa la memoria di queste funzioni e si erano completamente perse queste tracce che sono state ringrazio. Grazie. Grazie ancora per l'attenzione. Beh, è interessante questo aspetto, vediamo che appunto le fortificazioni sono una cosa abbastanza ampia che arriva fino alla contemporaneità, esattamente come abbiamo utilizzato per questo convegno. Quindi anche le fortezze della prima guerra mondiale, ma vi ricordo che sono ormai in ambito di studi anche sulla seconda guerra mondiale, l'Atlantic quello che era il sistema di fortezze della seconda guerra mondiale in tutta l'Europa, e vi ricordo che ormai anche la geologia si è spostata fino ad ambiti della contemporaneità. Per esempio, l'esempio classico che porto sempre è le evidenze trovate negli anni 70 in un palazzo londinese in fase di restauro in una zona, diciamo, disgraziata di Londra,
In realtà questa stanza si è rivelata essere una delle prime aree dove avevano suonato provando i Sex Pistols. L'intelligenza è stata recuperare quelle scritte che avevano scritto Ficus ed altri sui muri, musealizzarle, e una zona degradata è diventata un centro di museificato, un centro che ha centinaia e migliaia di visitatori ogni anno, appassionati, curiosi, e un palazzo che aveva avuto una destinazione abbastanza limitata, in realtà è diventato il centro del quartiere con tutta un'economia che gravita attorno. Perché? Perché la creazione contemporanea arriva grazie anche a questa idea anche dell'evoluzione stessa delle fortificazioni, perché sappiamo benissimo come la fortificazione anche del territorio della prima guerra mondiale è un aspetto che ha, diciamo, caratterizzato fortemente il nostro territorio, specialmente in questa zona della sinistra Piave, che ha visto dopo la battaglia del Sustizio il ritiro delle truppe austro-ungariche. È molto radicata nella popolazione l'idea di qualcosa di storico, che non a caso il numero di monumenti legati anche alle persone morte, come lo stesso anche di questi settembre di Ottavo, tutte le persone morte, perché è il monumento dei morti della prima guerra mondiale, è una cosa che è ricercato in quanto piccola frazione, magari hanno la chiesa, ma hanno sicuramente anche di tutta la prima guerra. Bene, adesso passiamo nel frattempo saluta il consigliere Zuccol, che ha dovuto andare per altri impegni istituzionali. Nel contempo ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale, la professoressa Isabella Giannelloni, che è con noi. Adesso passiamo al terzo intervento, che sono io sempre, Carlo, e questa volta si veda, siamo mi dispiace, dovrei spostare quello, dopo riuscire a iniziare. Allora, comincio da questa frase, che è la lapide che è murata sul muro del parcheggio interiore. Questa frase di Leonardo del 1557, i coneglianesi conoscono tutti, magari il primo di Conegliano però sembra quasi chiamare suggestioni che caratterizzano quello che è il nostro territorio attualmente, specialmente dopo la designazione UNESCO delle colline della Val d'Ogliade nel territorio. Perché parto da qui? Perché io racconterò qualcosa che ho legato a come è l'intervento questa famiglia, ma non è questo il luogo per parlare di storia del castello, che sarebbe finalizzata. Cercherò di parlare con la mia esperienza come archeologo e ricercatore sotto altri aspetti su quello che può diventare un complesso come questa torre per attrarre turismo, per anche fare formazione nei confronti della città. Noi sappiamo la prima attestazione del 1016, la prima volta che viene nominata Conegliano, con pieno medioevo, come in un documento in cui viene chiamato Conegliane. Si ipotizza di una possibile coesistenza già in VIII secolo, la Carolingia, dato che la chiesa che adesso è intitolata a Sant'Orsola, coincidentemente non era più grande, è intitolata a San Leonardo, e anche il patrono cittadino, un santo caro alla tradizione franca. Nel 1963 però possiamo trovare un altro possibile dato legato alla presenza castellana. Perché? Perché nel 1963 un diploma imperiale di Enrico II di Sassonia che permette, in cui si dice possa facere castella turris e merva edificare. Perché? Perché siamo in pieno X secolo con il pericolo bulgaro e il diploma consente
vescovo Ludovico aveva l'edizione di Terre, di poter costruire delle strutture per poter fortificare il territorio. Ma di certo noi l'unico dato che abbiamo certo, lo ribadisco, è quello del 1600. Ma il castello è anche alto, perché esiste una storia, al di là di quello che noi vediamo adesso fisicamente, pre e post. Purtroppo spesso ci si focalizza unicamente su questo castello, sull'ambito medievale, quando in realtà ha avuto una storia molto articolata. Utilizzerò l'esempio di questa struttura fortificata per dimostrare e farvi capire come anche le altre strutture fortificate che ci sono non nascono dal nulla. Non è che di colpo si decide di costruire un castello in un posto. È un luogo importante per poter, diciamo, dominare il territorio, è facilmente difendibile, si trova probabilmente vicino a delle zone di passaggio. Questi sono tutti ambiti di cui si interessa, per esempio, la soluzione dei paesaggi, quello che avevo accennato prima. Perché è importante riconoscere anche quello che è l'ambito territoriale nel quale si trova una struttura. Non possiamo estrapolarla e prenderla come una gemma e metterla lì diamante. Ecco, abbiamo il castello, appunto. Bisogna considerarlo all'interno di un territorio. Quindi il castello è anche alto, c'è un pre e un dopo. Ma noi continuiamo a concentrarci generalmente sulle storie dei castelli legati al periodo che compete i castelli, l'Alto Medioevo, il Medioevo e il Basso Medioevo. Ma esistono di solito i castelli, specialmente in ambiti collinari come quello di Conegliano, hanno qualcosa che li precede, che può essere un ambito preistorico, protostorico o romano. Ma esiste anche un post, che è quello dell'età moderna e dell'età contemporanea. Vediamo, prendendo l'esempio del castello di Conegliano, come esistono tracce di queste cose, specialmente di quelle più antiche, più difficili da trovare. Quindi cosa conosciamo di questo castello? Vedete, io cerco di fare un'analisi che è antropologica, sociale, archeologica, in base anche agli rinvenimenti. Dati certi sul castello di Conegliano. Di età precedente abbiamo dati certi cosa potrebbe esserci stato sulla cima del castello di Conegliano. Secondo me potrebbe esserci stato un castelliere, ovvero una struttura fortificata in età tra il XV e il X secolo a.C., un periodo di forte stabilità politica per tutta l'Europa, in cui ci sono, è un periodo che si sta studiando, che non si è ben capito, perché non ci sono fonti dirette che parlano di questo periodo. Quello che sappiamo però che è un periodo interessato dall'ultima grande migrazione indoeuropea che avvolge tutta l'Europa, e abbiamo tracce in tutta Europa di costituzione di queste strutture da est verso ovest. È una caratteristica quella dei castellieri che il nostro territorio del nord-est è diciamo uno degli esempi migliori, forse anche per le dinamiche stesse di come si è formato il territorio. La pianura veneto-friulana era una palude boscosa, le persone cercavano rifugio in più elevati. Conosciamo la presenza di una serie di castellieri lungo tutto l'arco friulano fino all'Istria, sono ben studiati. Età protostorica, non sappiamo niente dell'età del ferro, è un'età di cui salta completamente, abbiamo dati a differenza di quello che c'è invece nella vicina di Corio Veneto, dove sappiamo che ci sono delle coincidenze. Di età romana sappiamo qualcosa, di Conegliano. Sono stati trovati resti di edifici, sono stati trovati dei resti di materiali, abbiamo delle attestazioni di ritrovamenti anche di stolle, ma non abbiamo una certezza. Alle vostre spalle abbiamo un'edicola funeraria, ma in realtà non sappiamo bene da dove viene. Sappiamo essere del territorio coneglianese, come se lo ricorda il Vital, ma con ogni probabilità non viene da proprio da Conegliano, viene dalla zona di Mareno. Perché dico Mareno? Perché per quella zona passa la via ungaresca. La via ungaresca è stato ormai acclarato che sia stata costituita sopra uno degli assi della circolazione nord-ovest, uno degli ultimi, quelli che arrivava a Conegliano, e quindi
quindi è un luogo di passaggio che viene utilizzato anche durante l'età. Ma in tutto questo non abbiamo certezza di presenza. Per assurdo, la certezza, diciamo, il dato più interessante della romanità di Conegliano qual è? Il suo stesso nome, perché studi fatti da linguistici hanno portato a conoscenza del fatto che Conegliano è un nome di derivazione romana. Quindi però non abbiamo una certezza, come per l'Alto Medioevo, non abbiamo date, vedete, vi ho già detto, la chiesa a San Leonardo, ma non c'è una certezza archeologica, non ci sono delle fonti. Io se devo parlare dell'archeologo ho bisogno di dati. Queste sono delle ipotesi, delle supposizioni. Ecco perché un edificio come il Castello di Conegliano, che da decenni è museo civico, dovrebbe essere un museo che racconta la storia del territorio nella sua competenza. In età medievale si configura quella che sarà una costante, la divisione del castello dal piano. Sono due entità separate, mondo insediato commerciale, mondo militare amministrativo. E qui sono delle foto di zone del castello, ma sono zone, cioè il castello come lo vediamo adesso non è mai esistito in passato. Il castello di Conegliano è stato in parte costruito nell'Ottocento e comunque non aveva questa forma al momento, diciamo, dell'età medievale, quando veniva utilizzata come costruzione. Addirittura sappiamo da una cronaca della metà del 400 che, paragonandolo al castello di Treviso, abitare sul colle portava grandi disagi perché non c'era l'acqua, bisognava andare fuori a prenderla e le case sembravano delle gabbie piuttosto che delle case. Quindi anche questa separazione è diversa. Già sentire questa definizione insediativa per epoche medievali ci fa pensare che forse già nel 1358 c'era una concezione diversa, si andava verso quello che doveva essere un sistema palaziale anche all'interno delle città, anche per Conegliano. Quindi, come dicevo, probabilmente c'è qualcosa di preesistenza. Il castello, se noi lo guardiamo come è fatto la sommità del colle, quello chiamato il Colle di Sano, è spianato, è troncoconico, si dice in archeologia. È una serie di livelli paralleli, uno più basso e uno rialzato. Sicuramente rimanesate in età medievale, ma probabilmente con dei dati anche più antichi. Abbiamo dei dati di presenze più antiche, certe. Se noi andiamo alla casa del Cima, è stato musealizzato e c'è stata anche una pubblicazione del professor Leonardi che ha analizzato le ceramiche ritrovate, sono ceramiche dell'età del bronzo che ci danno delle indicazioni sul fatto che probabilmente esistevano una serie di aree insediate nella zona a mezzogiorno del colle, ma ceramiche del medesimo periodo sono state trovate anche attorno in altre aree del colle, tutte in scoscendimento, tutte in deposito secondario, in giacitura secondaria. Perché? Perché man mano sono scese dal colle. Ma non abbiamo una certezza di questo castelliere. Però se noi lo guardiamo da lontano è indubbia la sua forma, diciamo, completamente alterata. Probabilmente è uno dei, come dicevo, uno dei castelli che coronavano le colline della pianura veneta-friulana, però sarebbe interessante proprio perché bisognerebbe fare capire il contesto di questo non del castello, del collina del castello, nell'ambito molto più ampio di un territorio, cercare di capire come questi sistemi potevano essere dipendenti uno dall'altro. Non c'era sicuramente solo il castello di Conegliano o questo insediamento, sappiamo, durante l'età del bronzo, ce n'erano sicuramente degli altri. Sarebbe interessante che Conegliano diventasse uno dei punti di riferimento per collegare queste conoscenze che sono sporadiche. Sappiamo sulle colline di Sudegana ce ne sono, sappiamo che ce ne sono verso San Fiore con Umberto, sappiamo che c'è qualche anche verso Vittorio Veneto. Ecco, razionalizzare, cercare di fare una archeologia del territorio, capire per epoche l'occupazione di queste aree. Questo qui è un esempio di un castelliere croato
è vicino a Rovigno, vedete la ricostruzione, ma vedete lì, grazie anche alla bassa vegetazione che caratterizza l'isola di quella zona, vedete come chiara presenza. Non doveva essere tanto, se è esistito, tanto diverso questo Castelliere, perché i ritrovamenti sono i medesimi effettuati, che abbiamo fatto qua attorno, i medesimi che sono stati effettuati in tante zone dove c'erano i castellieri. Ma la presenza, qual è la differenza? Che lì non è stato costruito nient'altro in età medievale, in età romana. Qui c'è stata una sovrapposizione che è durata migliaia d'anni e a tutti gli effetti uno scavo archeologico dell'area castellana di Conegliano non è mai stata effettuata. Gli archeologi non hanno mai potuto fare un'analisi completa fino al sedime della sterilità per poter capire se questo era qualcosa. Sono stati fatti delle analisi abbastanza in scavi di emergenza qua attorno, o anche ritrovamenti casuali che però ci danno queste indicazioni. Per l'età romana il problema è lo stesso, è vero che l'età romana arrivava fino qua sotto, c'era la circolazione nord-ovest di Pio Terzo. È stato fatto un ritrovamento anche, c'è una segnalazione del Vital quando hanno costruito la strada nell'inizio del Novecento che sale adesso dal centro fino a Conegliano, via Benini, di fare attenzione perché nel Settecento era stata trovata questa testa di Giano Vitofronte, però dispersa anche questa non si sa altro. Purtroppo la conoscenza dell'epoca romana a Conegliano è bassissima. In età medioevo, ve l'ho già spiegato, lo conosciamo tutti, quello che vediamo. In età rinascimentale abbiamo per fortuna i dipinti del Cima che in parte, in alcuni dipinti ci raccontano quella che dovrà essere la sua forma. E poi c'è una storia che va avanti di abbandono dell'età già che comincia già in età veneziana e che raggiunge il suo culmine quando nel XVIII secolo il podestà di Conegliano e Cicogna, per costruirsi il palazzo Montebelluna, fa in parte distruggere e fa portare via carri di macerie per costruirselo nel suo paese. I coneglianesi se la prendono, forse lì nasce qualcosa dell'identificazione del castello di Conegliano anche come simbolo. Tanto sta che nell'Ottocento c'è la ricostruzione di queste forme castellane che vediamo in mezzo, senza però dimenticare che comunque il castello era frequentato perché? Perché la chiesa che abbiamo appena qua sotto, quella che era San Leonardo, era la parrocchia e tutto attorno c'erano le sepolture. A un certo punto, quando non è stato più sufficiente, hanno cominciato all'inizio del Novecento a seppellire i morti anche qui in questo bel giardino. Tanto che le foto che avete visto anche nella locandina, c'è una foto di inizio Novecento in cui sono ancora, per quanto ci sia già il cimitero di San Giuseppe costruito, sul piano, ci sono ancora resti di lapide. Ma se noi guardiamo la tessitura muraria qua fuori, troviamo che ci sono delle chiusure, e quelle chiusure non sono perché sono dei pezzi di muro che andavano attaccati, ma perché sono state staccate delle lapidi che vediamo in realtà nella foto dell'inizio Novecento. Quindi il castello diventa anche sedime per le sepolture. Difatti il ristorante nel 1936 viene trasformato in bar e ristorante, ma fino al 1936 la torre era la zona dove venivano depositate tutte le ossa. Quindi prima di trasformarlo in ristorante, lo staio viene completamente svuotato. E poi c'è una storia contemporanea. La storia contemporanea è quella tragica, quando nella Seconda Guerra Mondiale questa torre diventa la sede della 10ª MAS e i racconti si conoscono ancora e si sanno di quello che è stato fatto qui, le torture e anche omicidi in questa torre. Si narra che li portassero sulla sommità e poi li facessero saltare dalla sommità per salvarsi, se riuscivano a salvarsi sui cipressi. Ecco, i cipressi che vedete sono la memoria della presenza del cimitero ottocentesco e ogni tanto, quando purtroppo ne cade uno, con le sue radici è successo che escano anche resti umani, perché non è stato completamente svuotato evidentemente perfettamente dalle ossa del cimitero. Ma il castello, insomma, ha vissuto tutta la storia, ma non soltanto il castello, l'area dell'insediamento di Conegliano. Quindi è quanto più, secondo me, urgente e importante cercare di dare a questa area una connotazione museale chiara, cosa che per il momento purtroppo non abbiamo. Perché
Nella concezione del museo civico, un museo civico deve narrare, come avevo detto prima, la storia di un'area, di un territorio, con delle funzioni differenti. Deve essere educativo, conservativo ed espositivo. Questi sono i principi che guidano la creazione di un museo civico. La fruibilità deve essere legata all'identificazione e alla formazione, ma guardando al contemporaneo anche a un brand e anche al turismo. Perché? Perché è indubbio per i coneglianesi che il simbolo della loro città sia il castello. E questo penso il 99,99% dei coneglianesi, se potrete chiederete cos'è il simbolo della città, vi diranno il castello. E questo è il brand, questo è il marchio. Fare marketing è anche identificare quelle che sono le icone spendibili. Ma non c'è soltanto questo, c'è chiaramente una questione di formazione. La formazione di un museo civico deve essere fatta nei confronti dei cittadini, scuole, famiglie, anziani, ma deve essere a disposizione anche di turisti, persone che viaggiano per lavoro o anche persone che fanno delle vacanze molto più lunghe sul territorio. Ma è anche potrebbe essere, e deve essere come in altre zone, una zona di marketing dove associazioni, professionisti e industrie utilizzano il brand locale come marchio di garanzia. Quindi l'ideale sarebbe concepire quest'area che è sempre stata separata dalla città come un'area, un polo museale. Perché dico questa cosa? Perché in questa città, io lo dico senza problemi, io vivo di un'invidia totale per i vicini di Vittorio Veneto, che hanno un vero sistema museale, ma come invidio quelli di Montebelluna, come invidio quelli di Oderzo, e potrei andare avanti, perché a Conegliano purtroppo un vero sistema museale non è mai esistito. Abbiamo la Galleria del Novecento e Palazzo Sarcinelli, ma non si è mai stato il passaggio verso una vera sistema museale, come ce l'hanno anche in altri ambiti. Mi ha fatto piacere, per esempio, leggere sui giornali oggi che in qualche comune vicino si è lamentato, ha detto ma come abbiamo 5 musei e noi non facciamo la notte dei musei, mentre Conegliano, o non hanno nominato Conegliano, ha detto altri centri vicini lo fanno. Perché? Ma forse perché noi abbiamo più questa emergenza a Conegliano di dare delle risposte anche sulla cultura e come dimostrare la cultura del territorio. Io adesso vi ho messo due ipotesi che mi sono care, chi mi conosce sa benissimo che insisto tanto su questa cosa. Abbiamo già le strutture. La finalità del museo civico qual è? È quella di, come ho detto, istruire, essere fruibile, far conoscere la storia di un territorio. Mi piacerebbe tanto che questa torre civica, ma non è che l'ho inventato io questo sistema, è un sistema diffusissimo. Se voi andate a San Lorenzo di Sebato e in Valpusteria hanno utilizzato il vecchio comune, che non è una torre, ma è fatto a piani, qui c'è anche il dottor De Piero che ha scavato con me in quell'ambito e ha visto, hanno diviso per piani, per epoche e hanno creato un museo meraviglioso. Man mano che si sale si conosce la storia del territorio, esattamente com'è la stratigrafia in archeologia, si parte dal basso e si sale. Quindi utilizzare i piani per scandire le epoche e raccontare la storia di un territorio. La chiesa invece di Sant'Orsola, che ha una sede espositiva che purtroppo non viene utilizzata secondo me adeguatamente, potrebbe essere un interessante luogo per poter esporre le opere dell'area come museo d'arte medievale e moderno. Ne abbiamo tante. In questa sala, vedete anche alle vostre spalle, ci sono degli affreschi strappati sia in questa sala che in quella vicina da chiese vicine. Ecco, trovargli un ambito più coerente e specialmente creare un percorso per quanto possibile museale dove non vengano affiancati opere del 300 magari a quadri del 600. Questo qui è l'ambito territoriale. Questo qui dove è indicato è dove si trova il castello. Vedete quant'è piccolo rispetto all'area occupata. Conegliano è una città che si è sviluppata completamente alla base delle colline, si è inserita dentro in ogni ambito vallivo e si è allargata verso il piano. Abbiamo
abbiamo una campagna che confina con Mareno o con San Valeriano, che si sta riducendo. Sarebbe però importante, prima che scompaia completamente, ricostruire almeno a livello territoriale, di archeologia del paesaggio, insisto su questo, quella che era la forma antica. Vedete, la divisione tra colle e città perdura anche a distanza di 1000 anni. Conegliano è un centro di un territorio denso di storia e riferimento per il passaggio tra colle e pianura, l'intersecarsi di vie di comunicazione che l'hanno fatto crescere. La ricchezza di Conegliano è stata trovarsi all'intersecarsi di vie e di aree collegate all'allevamento, alla transumanza. I 20 rotti monasteri medievali e rinascimentali ne sono testimonianza. Queste qui, tanto per dirvi, è un'elaborazione che ho fatto io tempo fa, legato al libro che avevo scritto, perché sono le strutture fortificate che sono identificate nel nostro territorio tra Piave e Livenza. Pensate che bacino, diciamo, di ricerca e di conoscenza, nonché per le finalità turistiche, potrebbe essere. E su questo ho finito. Adesso chiamo la dottoressa, no, il dottor De Piero, chiedo scusa, dottoressa De Piero. Allora, grazie di essere passato. Quale vuoi? Facciamo il PowerPoint, perché con F5... Parla forte. Tanto so che non hai problemi. Lascio la parola al dottor De Piero, archeologo, ha diretto per medievista, ha diretto per gli scavi nel Veneto, e in questo caso ci parlerà di un caso di un castello in Valbadia, Estel Colz, che abbiamo scavato insieme. È stato un interessante. Purtroppo, per fortuna, c'è anche l'archeologia scientifica, non solo quella di un'azienda, dietro le ruspe. Abbiamo fatto una bella esperienza. Vedrete come quando si applica il metodo scientifico completo e si lasciano lavorare gli archeologi, si possono trarre dei dati interessantissimi. Prego. Voce. Buona serata a tutti, scusate la voce. Niente, allora, scavare i castelli, esperienze di archeologia, metodi, tecniche, interpretazione. Avrei potuto parlare con voi per ore dell'argomento, perché cosa fanno fondamentalmente gli archeologi nei castelli? L'esperienza che abbiamo avuto io e Michele in questi anni, che abbiamo scavato in contesti diversissimi, dalla Rocca di Monselice fino al castello di Ragogna, generalmente lavoravamo in ambiti dove ci veniva richiesto di recuperare livelli di utilizzo in funzione di restauro. Quindi il nostro lavoro era fondamentalmente quello di coadiuvare architetti, ingegneri, progettisti nello sviluppo in questo caso del manufatto. Okay? Abbiamo lavorato anche in contesti diversi, ad esempio ci siamo divertiti un sacco a svuotare fogne e fognoli all'interno dei muri dei castelli, perché per un archeologo medievale soprattutto scavare fogne e derivati è come per un falegname lavorato Geppetto, nel senso che tutta la quantità di dati che si ricavano dagli scavi, delle rifiutaie, delle foglie dei castelli sono enormi, soprattutto legate all'alimentazione, ma non solo. Invece questa sera, anche parlando con Michele, abbiamo deciso di parlare di una storia un attimino diversa, che potremmo anche chiamare il caso, la scommessa di Castelcolz. Questo perché? Perché Castelcolz ha una storia un po' diversa. Innanzitutto è uno scavo scientifico, nel senso è uno scavo privato pagato dai proprietari del castello che in un'occasione tragica, la morte del proprietario, la signora superstite ha deciso di dedicare un libro al marito che aveva curato come proprietario del castello, ristrutturato completamente, trasformato in un hotel di lusso, con tanto di chef stellato. Il marito purtroppo non ha potuto godere del suo lavoro perché è morto di morte tragica e quindi lei ha deciso di dedicare questo operato. Sorgeva il problema di determinare la natura e l'anzianità
della struttura. In questo caso quindi è stata realizzata una serie di sondaggi da Michele, che sono di natura scientifica, per individuare strutture precedenti di cui la valle raccontava. Quindi, dove ci troviamo? Castelcolz si trova esattamente in Val Badia ed è questa possentissima struttura che vedete che si distingue chiaramente nella valle. È una struttura che è collegata a una serie di personaggi che adesso andremo a parlare brevemente perché meritano la nostra attenzione, perché sono personaggi storici particolarmente rilevanti. Ci troviamo quindi nelle Dolomiti e parliamo di una struttura difensiva. Quindi Castelcolz o anche residenza Rubach, Michele interviene sul mio tedesco perché Michele era mio traduttore nel mondo germanico, io ho fatto francese. È una costruzione poco strutturata e tozza caratterizzata da 4 torri, 2 rettangolari conservate, una rotonda mozza e una cinta muraria. Le origini di questo castello risalgono al 1536, quando Hans von Rubach ottenne l'autorizzazione alla costruzione della residenza da parte dell'imperatore Ferdinando I. Nel secolo seguente passò di proprietà in modo tragico alla famiglia Colz, che ne divenne tenutaria, conservando tuttora il nome. A partire dalla metà dell'Ottocento, il castello venne completamente abbandonato finché, acquistato da un privato, da un imprenditore, cominciò negli anni '80 l'opera di restauro del castello. Alcune informazioni storiche. Qui vedete un'immagine di un dipinto di un secessionista austriaco, 1800. Il castello sorge tuttora su uno sperone di roccia, si presenta come un edificio toffo, semplice, a circa 21 metri di lato ed è leggermente rastremato, come vi ho detto, dotato di una cinta muraria. L'immagine, non vedete la freccia, alle vostre spalle vedete un'altra struttura, per cui probabilmente fa pensare, come gran parte della Tua Adige, che facesse parte di una serie di fortificazioni, come abbiamo detto prima, il sistema dei conti, in questo caso rientra pienamente. Il nome del castello, tuttavia, è legato alla vettura di Franz Wilmentrath zu Asch, detto il Gran Braccone, cioè il Gran Braccone, un cavaliere della seconda metà del XVI che vive in tutte le storie e le leggende della Val Badia. Perché? Perché adesso vedremo la famiglia importante. La leggenda narra che il nostro eroe, e l'eroe nel vero senso della parola, discendesse dalla famiglia Fracken, ovvero Frack, originari di Verona. Secondo una leggenda, Nicolas Frack era un gondoliere veneziano che conobbe a Venezia una ricca signora turca di cui si innamorò perdutamente. Purtroppo la famiglia di lei osteggiava questa relazione col gondoliere, quindi loro decisero di scappare verso l'Alto Adige, dove la signora aveva dei possedimenti. Purtroppo la signora morì durante il tragitto, non senza però aver lasciato tutto al marito. Quindi il marito del gondoliere si trova ricco di possedimenti altoatesini e si dà alla bella vita, a tal punto anche che riesce a sposarsi in seconde nozze ed aumentare ancora i suoi poteri, aggiungendo quindi il nome Asch al suo nome. Secondo la leggenda, il fondatore del nostro castello, tuttavia, è ricordato, a differenza dei suoi predecessori, che sono ricordati come massacratori di contadini che non versavano le decime al vescovo di Bressanone, piuttosto che assaltatori di conventi di suore, il nostro eroe invece è ricordato come uccisore di draghi che minacciavano la Val Badia e anche come burbero di carattere ma di buon cuore. Adesso arriviamo invece, dopo questa breve descrizione, a parlarvi del nostro lavoro al castello. Questo è come si presentava alcuni anni fa la struttura del castello. Vedete, questo è l'ingresso, questa è una torre, al vostro lato, vicino al pennone rosso, trovate la suite, ok? Quindi una struttura tozza piuttosto mastodontica. Come abbiamo intrapreso questa... Mi compare una croce che non dovrebbe esserci. Non l'ho messa io, mi dispiace. Sì. Ok. Non so cosa sia, mi dispiace. Al limite, posso usare
PowerPoint, Sì. perché secondo me il problema del Usiamo il PDF. Abbiamo anche quello, no? è Scusate. PowerPoint che fa questi problemi. Sì. Mi scusa. Presente quando fate le lezioni con non scavate così. Ecco. Ok, eccoci, siamo passati a un altro supporto. Ah, beh. Poi vediamo questo, sto vedendo anche. Ok. Allora, questi sono i sondaggi che siamo andati a praticare. Ok? Quindi, come vedete prima, lo scopo era quello di individuare strutture anteriori alla costruzione del castello. Facevamo parte di un team di persone, quindi accanto a noi c'era il funzionario, ovviamente archeologico, della valle, più un paio di storici dell'arte, uno storico e un paio di architetti. Quindi facevamo un gruppo, parte di un team di persone e la scelta dei sondaggi è stata valutata anche insieme agli altri membri del nostro team. Questo perché avevamo la fortuna di poter disporre di tutti i progetti dei lavori appena eseguiti. Quindi avevamo valutato attentamente insieme ai progettisti questi sondaggi. Questo è il primo dei sondaggi che abbiamo praticato. Qui subito vedete una cosa che i più di voi non avranno mai visto, uno scavatore in un contesto archeologico. Ebbene sì, perlomeno per gli strati superficiali gli archeologi usano gli scavatori. Ok? Bene, quindi la prima parte di questo sondaggio consisteva nel decorticare il terreno e eliminare l'humus e quantomeno in questo caso anche gli strati superficiali di interventi moderni connessi alla costruzione del castello. A questo punto cosa abbiamo trovato nel primo sondaggio? Esattamente questo. Cosa vuol dire? Ecco, molti si aspettano che gli archeologi lavorino sempre in ambienti come vedete nei film, dove trovano solo le cose belle e tutto il resto. No, nonostante stiamo lavorando su un castello, questo è il risultato. Il sondaggio che doveva permetterci di avere meno disturbi possibili, in realtà li abbiamo presi tutti. Perché c'era il drenaggio del castello, vedete col tubo blu di cui conoscevamo l'esistenza, c'erano anche un'infinità di sottoservizi e tra l'altro anche, vedete, quel tubo arancione e lo scarico della suite che puntualmente abbiamo rotto. E come spesso capita, siamo bravissimi a rompere gli scarichi. Abbiamo aggiustato, non è che abbiamo lasciato così il castello. Bene, a questo punto è iniziato lo scavo vero e proprio. Cosa abbiamo trovato? Ok, per quanto riguarda la preistoria, possiamo sicuramente affermare che il colle era quantomeno utilizzato, praticato fin dal 6.000-5.200 anni fa, perché abbiamo ritrovato, qua sotto vedete delimitato nei mulini, i resti di un focolare, ok? Un focolare con alcuni livelli di utilizzo. Purtroppo, in contesti di questo tipo e non solo in questi contesti, gli archeologi guardano dal buco della serratura. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi sondaggi mirati permettono sì di raccogliere informazioni, ma anche di aprire a moltissime interpretazioni. Quindi, cosa sappiamo della frequentazione preistorica? Poco o niente. Abbiamo ritrovato alcuni frammenti di selce provenienti dal Veronese, quindi siamo sicuri che il colle era frequentato, ma dopodiché non abbiamo altre informazioni. Ci siamo invece concentrati sullo scavo di quella struttura che abbiamo visto prima e che adesso rivedremo. Si trattava di una struttura muraria piuttosto possente, aveva una fondazione di 1,40 m circa, per una larghezza di 1,20 m di muro. Il muro era costituito da conci rozzamente squadrati di pietra posti di fiato su malta, con una muratura a sacco. Sulla pavimentazione, che era costituita da semplici frammenti di pietra annegati su 10 cm di malta, abbiamo ritrovato dei resti di assi lignee e livelli di limo molto scuri, che chiaramente indicavano la presenza di una rifiutata, ovvero un posto per la raccolta dei rifiuti. A questo punto c'era posta una questione. Qui vedete
l'immagine. Allora, qui vedete la struttura, in questo caso è visibile da est, qui da certi vedete qui i lacerti della pavimentazione, il drenaggio, e qui questi sono i famosi livelli della rifiutaia che avevamo detto prima. Naturalmente era piena di carbone, avanti di cibo, più che altro fosse animali. Ok, a questo punto avevamo anche un dato sicuro, perché sulla rasatura di questa struttura, esattamente qua, abbiamo rinvenuto di frammenti di ceramica, famosa ceramica grezza Piazza Walter, identificabile tra il XII e il XIII secolo. Questo è un termine che ci diceva che la struttura con ogni probabilità era stata demolita nel XII-XIII secolo. A questo punto ci siamo trovati davanti a un problema da risolvere io e il collega, ovvero l'interpretazione di questa struttura. Avevo chiarito che il colle sin dall'inizio era abitato, tuttavia si poneva il problema di decidere cosa fosse quella struttura. A questo punto, da una parte c'era chi, come gli archeologi, sostenevano che era un lacerto murario di una struttura ben più complessa e articolata, mentre dall'altra storici dell'arte e gli architetti sostenevano che era soltanto una rifiutaia e che non dovevamo perderci tempo. Cos'è che ci faceva propendere per il fatto di proseguire lo scavo? Il fatto che 1,20 m per contenere dei rifiuti erano veramente troppi. Okay. Troppo, non ha alcun senso una struttura di questo tipo per contenere dei rifiuti. Però voi vi chiederete, ma perché erano così sicuri invece gli storici? Beh, per il semplice fatto che non avevano tutti i torti, perché vedendo da questa immagine, quella sopra era la cucina del castello, quindi eravamo perfettamente in asse sulla rifiutaia, ma che era stata effettivamente usata come rifiutaia. Noi questo non lo mettavamo in uso, lo mettavamo in discussione perché? Perché evidentemente gli strati di carbone, cenere e ossa dicevano che in un determinato periodo della sua storia, una volta demolita, una volta costruito il castello, questa struttura era stata usata per porre i rifiuti della cucina. A questo punto, dopo una settimana circa di sospensione degli scavi, dovevamo valutare cosa fare, che noi abbiamo deciso, insieme alla proprietaria che dopo tutto finanziava l'evento, di proseguire con lo scavo. E dove? Abbiamo proseguito all'interno dell'edificio. Perché? Perché fortunatamente, qui vedete un'immagine ripresa dall'alto di questa struttura delle mie colleghe che sono state rifiutaie temporali come struttura per contenere dei rifiuti, ok? Questo è più o meno l'ingombro che aveva questa struttura, siamo sui 4 metri circa. A questo punto quindi abbiamo deciso di praticare un sondaggio interno. Come abbiamo praticato questo sondaggio? Non prima di aver fatto il completo rilievo con laser a scansione di tutta l'area, aver preso tutte le quote di riferimento, livelli pavimentali, rasature delle mura, ingombro del taglio di fondazione, della fossa di fondazione dello scavo. A questo punto, con tutti questi dati e con una ricostruzione durata una nottata su AutoCAD, dove trovare il punto dove scavare, letteralmente con un X sul pavimento, abbiamo iniziato lo scavo all'interno del castello. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la struttura che proseguiva all'interno del castello. In poche parole, vedete, questo qui, inquadrato qui, è la fossa per la costruzione del castello, che va a tagliare la pavimentazione esterna. Questa è la demolizione del muro, questi sassi smossi che vedete, la demolizione della struttura, perché noi li abbiamo tolti, perché poi abbiamo ricoperto tutto e quindi abbiamo dovuto riportarli dentro, quindi abbiamo documentato il crollo, sotto la struttura c'era, e alla fine abbiamo potuto ricostruire parte di questo ambiente. Ecco, questa è una sezione trasversale che mostra, questo è l'esterno della struttura, l'immagine che avete visto prima, questo è l'interno e questa linea che vedete è il livello pavimentale. Tutte le quote di rasatura dei muri corrispondenti. Quindi, in buona definitiva,
non solo c'erano delle preesistenze, ma come diceva prima in occasione di Michele Solomò, c'era un altro edificio precedente al castello. Com'era questo edificio? Abbiamo ipotizzato una ricostruzione di questo tipo. Si tratta di un edificio a pianta rettangolare, i muri misurava 6,80 per 4, quindi molto probabilmente una torre di avvistamento, una struttura simile. Purtroppo non abbiamo potuto allargare i sondaggi, non sappiamo che reti del torre abitato. Però sicuramente è una struttura di una certa dimensione importante. E concludo questo intervento che aveva più lo scopo di intrattenervi sugli aspetti dell'archeologia pratica, di quella che abbiamo visto fino ad ora, con una ricostruzione che spero gli archeologi colleghi mi perdoneranno, ma che serve più che altro a farvi comprendere. Probabilmente si trattava di un edificio di questo tipo, anteriore alla costruzione del castello. E gli storici dell'arte non ci hanno nemmeno offerto il caffè, però va bene lo stesso. E concludo. Grazie. Grazie al dottor De Piero. Abbiamo visto questa volta l'archeologia da dentro, proprio uno scavo archeologico, avete visto con che dettaglio, qualità, analisi di tutte le parti. Adesso andiamo a vedere, facciamo intervenire la dottoressa Pizzinato. Sì, adesso sento qui. Buonasera a tutti. Aspetta che cerco, Intanto perché c'è qualcosa. Va. Fabio va. Non mi occupo di castelli. Sì, adesso un attimo solo che... Non mi occupo di castelli. Faccio l'archeologa, terra, acqua, i contesti, Claudia. Ultimo Carlo per indicare. Michele mi ha chiesto di parlare un po' dell'archeologia professionale e io ho pensato di farvi una storia, che è un po' una deviazione professionale nella descrizione l'aspetto cronologico anche per quanto riguarda la nostra professione. Quindi ho diviso diciamo i macro tempi, il periodo in cui l'archeologo era considerato a quella che poi è la fase successiva, dove invece si trasforma in un certo corso, cioè quello che cerca gli indizi e le prove per indagare e per interpretare i concetti. L'interesse per i beni culturali nasce nell'illuminismo e post-illuminismo, però è solo nel XIX secolo che nascono le istituzioni a protezione dei beni culturali, soprattutto gli illuministi, e in Europa diciamo che le nazioni che sono un po' più all'avanguardia sono la nostra, devo dire più o meno abbastanza appaiate nel procedere nella protezione dei beni culturali. Nel XX secolo nascono invece le prime leggi sulla tutela. E il XIX secolo vede la nascita anche delle nostre leggi sulla tutela, che stranamente vengono promulgate, vengono ideate proprio tra le due guerre. La nostra attuale legge, che è il Codice dei Beni Culturali, è mutuato, è ricalcato proprio su una legge del 39, la 1089 del 39. Quindi diciamo che su questo siamo stati anche abbastanza bravi nel dotarci di normativa, però da questo momento in poi c'è un rallentamento e uno scarto che vedrà l'Italia rispetto al resto del nord Europa soprattutto, ma anche della Francia e soprattutto rispetto agli Stati Uniti, uno scarto sempre di 20 anni nel raggiungere, diciamo, nel progredire nella disciplina. Infatti, mentre nel XX secolo, negli anni 70, finalmente viene fondato il Ministero, nascono le sovrintendenze, quindi nascono i funzionari che fanno tutela sul territorio, e poi vi spiego come funzionava tra gli anni 70 e 90. Negli Stati Uniti, negli anni 60, quando noi avevamo la commissione Franceschini che stava studiando tutto il territorio per mapparlo e capire qual era la consistenza dei nostri beni e in che stato erano dopo le guerre, negli USA stanno già ragionando sull'archeologia processuale, la New Archaeology si
si chiama anzi, e quindi loro sono già oltre noi, ci hanno già superato, questo è il primo balzo, perché non considerano più l'archeologia legata solo agli oggetti, ma proprio ai processi, quindi ai contesti, a come si creano i contesti. Nasce, dicevo, il Ministero con Spadolini, nasce anche l'archeologia medievale, quindi questo a voi interessa molto, perché fino agli anni 70 l'archeologia in Italia era solo archeologia classica. Sì, c'era l'archeologia preistorica, era in qualche interesse, non più di tanto, ma il focus era tutto sull'archeologia classica, quindi archeologia greca, romana, sostanzialmente archeologia romana. E quindi questo è una grande innovazione per noi, l'archeologia medievale, anche perché apre le porte a tutte le archeologie che seguiranno, le post-medievali. Adesso ce ne sono una quantità incredibile, c'è l'archeologia forense, c'è l'archeologia dei contesti, c'è a parte la topografia, la mia archeologia subacquea, insomma varie discipline che prima invece non erano neanche vagamente contemporanee. E poi comincia ad essere, a prendere piede, devo dire anche sempre per merito dell'archeologia medievale, lo scavo stratigrafico, che era già stato ideato, implementato all'inizio del Novecento da Giacomo Boni, quindi un italiano, che però poi non aveva avuto molto seguito. Diciamo che siamo ancora nel periodo di Indiana Jones, cioè qualcuno inizia a fare lo scavo stratigrafico, però il grosso viene fatto con sterro, quindi non si considerano gli strati, i contesti, insomma non siamo ancora in fatto. Negli anni 70 invece si comincia a fare più attenzione. E mentre noi stiamo procedendo lentamente in questa direzione, l'UNESCO che cosa fa? Dopo le guerre aveva creato la sua convenzione, crea la World Heritage List, dove è inserito anche, mi pare, l'area dei castelli, giusto? Qui c'è una zona misto. Da che cosa nasce questa lista del patrimonio? Nasce diciamo, dall'episodio, dalla situazione che si crea per la creazione della diga di Aswan in Egitto, e dove per diciamo, salvare i templi di Abu Simbel, questi templi vengono tagliati dalla loro posizione e spostati. E da quel momento l'UNESCO comincia ad avere una certa attenzione per i siti che considera patrimonio mondiale, e dal primo sito che è stato quello, adesso ne abbiamo 1100, non so, un numero indescrivibile. Poi saltiamo negli anni 80, però prima vi vorrei dire una cosa, che tra gli anni 70 e 90, con la creazione delle sovrintendenze, non c'è ancora la figura dell'archeologo professionista, c'è il funzionario che diciamo interpellato o sollecitato da qualche illuminato direttore di cantiere edile che ha fatto un rinvenimento, quindi chiama il funzionario, oppure interpellato dall'ispettore onorario, perché all'epoca funzionavano molto bene, questi personaggi diciamo erano dei volontari che facevano tutela del territorio, si recava sullo scavo, valutava la consistenza e poi si avvaleva dell'aiuto cooperativo di ditte per fare lo scavo stratigrafo. Quindi una procedura molto più lenta di quella che è in atto oggi, con l'utilizzo di archeologi che potevano anche non essere archeologi, cioè non laureati, o allora non esisteva nemmeno la laurea propriamente in archeologia. Io stessa la prima laurea l'ho fatta in filosofia, lettere e filosofia, perché non esisteva la laurea in archeologia, quando mi sono laureata con la prima laurea io. E quindi gli archeologi che cosa erano? Degli operai. E il funzionario era il riferimento principale. Così ha funzionato per 20 anni. Ora, negli anni 80 comincia a prendere piede l'archeologia dei contesti. Dicevo prima che siamo stati Indiana Jones fino a quell'epoca lì, poi si comincia un po' a capire che gli oggetti devono avere una contestualizzazione, cioè devono essere inseriti in un sito, in un luogo, bisogna studiare l'insieme, l'intorno, e quindi si comincia a ragionare in questo senso qua. Però mentre noi ragioniamo in questo, negli altri paesi stanno già
procedendo su altri piani, cioè molto oltre, cominciano a ragionare sul patrimonio, sull'importanza del patrimonio, chi crea il patrimonio, chi decide che cosa è patrimonio. Noi siamo appena arrivati a capire che dobbiamo studiare i contesti. Nello studio dei contesti ci aiuta molto l'utilizzo del GIS, che in quegli anni comincia ad entrare insomma un po' iniziano i computer, quindi si inizia ad utilizzare il sistema informatico e questo aiuta molto. E veniamo agli anni 80-90 quando, ripeto, mentre noi stiamo studiando i contesti, l'UNESCO comincia a rendersi conto che il patrimonio non è solo quello materiale, quindi non solo i monumenti emergenti, ma il patrimonio è anche quello che non si tocca, il patrimonio intangibile cosiddetto. E anche questo, lo spunto viene dato da una piazza a Marrakesh dove si svolgevano diverse attività folcloristiche e che si decide che devono essere preservate. Vai alla successiva, ecco che adesso con queste basi, sulla base di tutte queste innovazioni, noi ci trasformiamo in Sherlock Holmes, cioè non siamo più degli sterratori, ma siamo degli analizzatori dei contesti. Quindi inizia l'archeologia professionale, perché a un certo punto i funzionari si rendono conto che non ce la fanno a reggere, il Ministero e soprattutto anche il Ministero, diciamo, delle infrastrutture, il Ministero dei lavori pubblici riceve diverse pulsioni, diciamo, dai territori che sono stanchi di avere i lavori bloccati. Quando ho iniziato io ancora c'era questa, diciamo, questo ritornello, ma adesso non mi fermerà mica i lavori. No, io sono velocissima, non si preoccupi. No, ma adesso non starò mica qui col pennellino. No, non vengo qui col pennellino. Quindi c'era ancora questa mentalità, diciamo, questa idea dell'archeologo che immobilizzava il processo di trasformazione. E invece devo dire che l'archeologia professionale è cresciuta dagli anni 90 tantissimo. Noi ci siamo dotati diciamo, di una configurazione sempre più definita. Addirittura, adesso salto un po' di qua di là, però voglio farvi sempre vedere queste discrasie temporali perché sono importanti. Addirittura nel 2014 siamo stati riconosciuti come decreto ministeriale, c'è stato un inserimento, l'articolo 9 bis nel codice dei beni culturali che ci riconosce come professionisti, quindi adesso ci manca solo l'albo in realtà. Abbiamo diverse associazioni, la nostra è la più importante, la più numerosa, però ce ne sono anche altre. Quindi voglio dire, la configurazione dell'archeologo professionista si sta completando. Mentre noi ci configuriamo come professionisti, negli Stati Uniti cominciano a ragionare sulla patrimonializzazione e sul fatto che, come ha detto Michele prima, il patrimonio non è più, come era in epoca illuministica, appannaggio di pochi singoli, non è più gestito solo dallo Stato, adesso è un oggetto da esporre e quindi da promuovere come brand, l'UNESCO è un brand ormai, per incrementare la presenza turistica. E questo è un passaggio ulteriore, ripeto, siamo negli anni 90, loro negli anni 90 cominciano a ragionare in questo senso. Noi cominciamo adesso a capire, basta guardare quanto ci abbiamo messo a adottare la Convenzione della Valletta, che è quella che riconosce un po' gli archeologi professionisti, ma soprattutto che incrementa l'archeologia preventiva, poi se volete vi spiego che cos'è, che viene promulgata nel 92 in Europa e noi la adottiamo nel 2015, con più di 20 anni. La Convenzione di Faro che tutela il patrimonio immateriale e spinge molto l'archeologia di comunità, perché il patrimonio deve essere gestito dalla comunità, è la comunità che deve gestire il patrimonio, non solo, diciamo, i canonici referenti, burocrati che decidono loro dall'alto. A me non piace questa espressione, però
che decidono che cosa è un bene e che cosa non lo è, ma deve essere la comunità stessa a deciderlo, siamo tutti noi che partecipiamo nella definizione del bene, e poi se c'è tempo vi spiegherò varie riflessioni che sono state fatte. 2005 la Convenzione di Faro, l'Italia la ratifica nel 2020, cioè 4 anni fa. Quindi c'è sempre questo scarto pazzesco che non vi so in realtà spiegare, perché soprattutto adesso che siamo in un'epoca di globalizzazione non c'è una difficoltà comunicativa, cioè non facciamo fatica. Io stessa leggo tantissimi libri degli americani, quelli devo leggere perché gli italiani sì ne parlano, ma sempre un po' all'italiana. Invece gli americani e gli inglesi, devo dire anche i nord-europei, hanno una visione più distaccata, forse sono meno coinvolti nella loro gestione del patrimonio, noi ne abbiamo troppo, ne abbiamo tanto. Ecco, quindi che cosa fa adesso l'archeologo? L'archeologo non si occupa più solo dello scavo. Sì, va sullo scavo, controlla, fa lo scavo stratigrafico, ma fa tantissime altre cose e deve fare tantissime altre cose, perché noi abbiamo una responsabilità molto grossa, anche se siamo semplicemente un trade union tra il Ministero e il committente che ci incarica di un lavoro. La nostra responsabilità è quella, uno, di interpretare bene al meglio possibile i contesti e quello che troviamo, perché una volta distrutti non si potranno mai più ricreare, e quindi è praticamente una distruzione assoluta, non c'è modo di ricostruire. E poi abbiamo la responsabilità di dare il giusto valore a quello che troviamo. E il valore chi lo decide? Noi? Ma chi siamo noi per decidere il valore? Lo dovrebbe decidere la comunità, perché anche questo è un tema che viene posto molto appunto dai pensatori anglosassoni e sul quale noi ci stiamo soffermando poco, sbagliando, perché noi abbiamo una quantità di beni culturali che non ce n'è pari al mondo e abbiamo un sovrappiù, un'esagerazione di beni culturali che non sappiamo più dove mettere, non sappiamo più come gestire, non abbiamo le risorse per farlo. È troppo, quindi o facciamo una selezione oppure decidiamo di sacrificare qualcosa per dedicarci solamente a quello. Un po' secondo me lo stiamo già facendo, perché Venezia non è più una città, è un parco giochi. Altre città, anche la mia, si sta trasformando semplicemente in una città turistica, non è più una città abitata dagli abitanti, è una città Treviso. Sì, tutti stiamo andando in quella direzione, quindi è una scelta anche quella. Io non credo che sia una scelta ragionata, penso che sia qualcosa che sta semplicemente accadendo senza che ce ne rendiamo conto. Poi c'è un altro tema molto importante sul quale gli americani stanno ragionando da tempo, dal 2004, e cioè che chi decide che cos'è bene culturale non lo può decidere il burocrate, appunto il potere canonico. Perché? Perché le nostre società ormai sono multietniche e come faremo a soddisfare, a far capire a tutti quelli che verranno qui che stanno già venendo nel nostro paese, che non conoscono la nostra cultura, come faranno a capire che cosa gli stiamo proponendo di mantenere? Per loro quelli non sono beni culturali. Vi faccio 2 esempi che fanno anche un po' ridere, però sono significativi. Io ho lavorato in Libia nel 2008-2009 e dovevo fare un grande progetto su tutti i siti archeologici libici della costa. A Cirene, penso che tutti abbiate sentito nominare Cirene, c'è una grande necropoli scavata nella roccia. Bene, io ero lì con altri funzionari del posto, eccetera, e i locali, i libici, facevano il barbecue dentro le tombe. E io ero sconvolta, ma cosa stanno facendo? Cioè, da noi non esiste al mondo che uno si metta a fare il barbecue dentro un sito archeologico, dentro la struttura. Perché per loro quelle non erano tombe, non le riconoscevano come tali, non era la loro cultura, quindi non erano minimamente interessati. E nessuno gli poteva fare nulla. Un altro esempio, per esempio in Croazia, un altro posto dove ho lavorato, c'era una chiesa di V secolo
molto bella, che però durante la guerra è stata utilizzata come stalla per le pecore, e il pecoraio, siccome il muro della chiesa era troppo alto e non entrava abbastanza luce, non entrava il sole, ha smontato pezzi di muro. Anche questo per noi è inconcepibile, ma come un bene come la chiesa di Mirene smontate un bene, chiese più grandi? Sì, perché per loro va a funzionare in quel modo là. Cioè, adesso anche le nostre chiese si vuoteranno, perché ormai i credenti sono diminuiti tantissimo. E che cosa diventeranno le nostre chiese? Per i monumenti, quelle che saranno, diciamo, apprezzabili come tali. E questo è il destino dei nostri beni culturali. Quindi quello che volevo dirvi, che volevo comunicarvi, è che noi non facciamo solo scavo, non facciamo solo studio, non facciamo solo diciamo attività sul campo o anche attività ma facciamo anche molta promozione in questo senso, cioè cerchiamo di mettere in contatto la cittadinanza, la comunità, con quelle che sono le problematiche che tutti noi dovremmo prima o poi affrontare, quindi non siamo avulsi dal nostro contesto attuale, ecco, anche se viviamo molto sulle vicissitudini del passato. Ecco, tutto qua. Grazie alla Pizzinato. Come avete visto ci sono diversi aspetti da analizzare, abbiamo cercato di creare, Rachele purtroppo non è potuta stare qua, però è sempre qua con noi, qui. Però quello che abbiamo voluto creare in questo ambito, in questo incontro, è stato quello di dare delle suggestioni e portare in città persone con esperienze diverse che non hanno mai parlato così, per dare un'ottica diversa anche alla città, chiaramente, ma anche per dare un'ottica diversa ai monumenti, alle fortificazioni, alle storie delle fortificazioni, alla società che vive attorno alle fortificazioni, che è fatta da esseri umani, che nell'arte quindi cercare nuove idee, parlare, incontrarsi. Io ho avuto piacere di essere questo riunione tra queste due associazioni. Io ho il piacere di far parte dell'Associazione Nazionale Geologi, l'Istituto Italiano Castelli, di militanza è supreme, non come quella degli archeologi, ringrazio il presidente Paolo Menale, l'architetto Meneghelli, che ha raccontato anche la storia di questo istituto che si è guardato, è cominciato con le fortificazioni, ne parlavamo durante il direttivo recentemente, siamo partiti con le fortificazioni, diciamo che il Medioevo, l'architetto vuole dirlo lei, siamo arrivati a guardare cosa? Le fortezze fino al Novecento. Appunto è un guardarsi attorno, portare esperienze fresche da fuori, novità, per creare quell'humus che è importante per far crescere la cultura. Adesso grazie a tutti di essere intervenuti, di essere partecipato.
Io ringrazio chi si è messo a disposizione anche per parlare, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio la dottoressa Di Dozza, responsabile per il museo, che è stata qui con noi e ci ha affiancato questa giornata. Speriamo di poter organizzare delle altre in futuro. La giornata non si conclude qua. Dalle 9:30 ci sono delle visite guidate fatte da... Ci sono le visite... Un minuto, poi vi lascio andare al bar. Ci sono le visite guidate dalle 9:30. Hanno già avuto un grande successo, visto che ne abbiamo una sessantina già di persone. Siamo 80 persone, le due sono cresciute. Questo è importante, se volete aggiungerli, tanto non cambia nulla, se non siete segnati. Questo è la dimostrazione di come le storie che raccontano la storia dei territori, la gente ha voglia di sentirle, ha voglia di vivere, ha voglia di conoscere il proprio retaggio. E bisogna che, legandomi a quanto ha appena detto la dottoressa Cucinato, bisogna che noi trasformiamo e trasferiamo questo retaggio tramite anche la didattica anche a quelle persone che magari non hanno come origine il nostro territorio, ma magari sono nate qui e si innamorano anche di questi beni culturali, perché noi non siamo abituati, ma se andiamo in Francia, in Germania o in Inghilterra, all'interno dell'apparato statale, all'interno degli archeologi, all'interno delle guide, all'interno dei funzionari, ci sono persone che vengono anche da altri continenti e hanno imparato a crescere, stanno portando il loro contributo a quei luoghi, a questi stati, con anche una freschezza, forse anche con una visione diversa dalla nostra, che è quella abituale, che forse spesso inquadra e si chiude dentro. E qui ritorniamo al discorso che facevo prima. Questo è un castello, ha una sua storia, ha un suo insediamento, ma noi dobbiamo considerarlo nell'ambito molto importante. Grazie a tutti. Vabbè, sì, però meno male, È stato detto. 1009 voi uomini alla Gruber volevo fare la battuta. Mi continui un po' verbale. Io cosa c'entro? Grazie a voi, arrivederci. Io ho parlato con io ci siamo quasi 3 Grazie.